Sono certo che presto Portofino sarà bella come e più di prima, e quanto accaduto sarà solo un ricordo per gli annali della sua storia. Sono le parole del vescovo contenute in una lettera rivolta ai portofinesi riuniti per San Martino e lette dal parroco durante la messa. Monsignor Tanasini spiega di non poter essere presente quest'anno alla festa, celebrata dopo i drammatici eventi meteorologici che hanno sfregiato il paese e ferito la comunità. In poche righe ha voluto però condividere il dolore dei portofinesi e, scrive, anche la vostra speranza, che ha già messo in movimento le attività necessarie a riparare i danni e a dare nuovo slancio alla vita del borgo. Prego San Martino con voi, santo della generosità e della condivisione, non trascurerà di accompagnarvi sulla via della ripresa. San Martino, ha spiegato il parroco nell'omelia, richiama il contenuto centrale del cristianesimo, da una parte attraversato dal fascino del pensiero, dall'altra dalla forza dei gesti concreti, la carità. E anche qui a Portofino in questi giorni, devo dire, molti portofinesi si sono dedicati, prodigati gli uni per gli altri, anche superando magari alcune barriere culturali, vorrei dire politiche, e hanno saputo davvero intervenire con tatto, discrezione e tanto affetto in situazioni concrete che meritavano un aiuto immediato. Questo giorno per noi è un giorno da ricordare come tutti gli anni, quest'anno ancora di più per tutte le calamità che abbiamo avuto, e ci affidiamo alla sua protezione. San Martino per noi è il santo della carità, e non carità fatta di parole ma fatta di atti concreti, e cerchiamo di apprendere da lui questa testimonianza anche per noi nella vita quotidiana, nelle piccole cose che ogni giorno affrontiamo, sia buone o meno buone.